Si comincia da Prato della Valle alle 20 questa sera, prima uscita della 15ª edizione della Corri per Padova, la manifestazione organizzata dal Comune, dalla Questura e dal secondo reparto mobile che fa correre i padovani nei vari quartieri della città. Sono tanti i valori che si intrecciano, sport, salute, sicurezza, quindi un'iniziativa sicuramente, no, di tipo sportiva. Sappiamo quanto bene faccia lo sport a tutti i livelli, dai giovani, dai ragazzi anche a persone più adulte, dove lo scenario in cui, no, si pratica lo sport è la città, sono quindi le strade, le piazze, quindi magari tante altre persone che magari la sera dopo il lavoro, anziché correre da soli, si ritrovano grazie a questa iniziativa. Per runner e camminatori rappresenta la possibilità di svolgere un allenamento in compagnia e soprattutto in massima sicurezza. Ogni giovedì un'uscita diversa su percorsi che vengono preventivamente verificati, anche perché la priorità è far correre in sicurezza tutti i partecipanti, e poi ci sarà il nostro servizio di atleti e tecnici Fiamme Oro che conducono, diciamo, i vari gruppi, e il nostro personale del reparto mobile che verifica le chiusure sulle strade unitamente alla polizia locale. La location delle corse cambierà di giovedì in giovedì, il calendario prevede 25 uscite, la quota di iscrizione è di 15 euro, il percorso di circa 8 km. La collaborazione con la Polizia di Stato, con il reparto mobile, con la polizia locale che ci fanno correre in sicurezza, ci fanno camminare in sicurezza è fondamentale, ma è altrettanto fondamentale l'aiuto di tutti i volontari. Dalle 20 alle 20:30 il riscaldamento, poi via lungo le strade della città di corso a piedi. Tra le novità di quest'anno la collaborazione con l'università per il coinvolgimento degli studenti e quella con il centro servizi volontariato che coordinerà la presenza delle charity al villaggio di partenza.